il dibattito che si nutre di diverse relazioni sarà oggetto di una riflessione sulla figura del grande statista democristiano. Cominciamo subito con quelli che lo hanno conosciuto più direttamente. Do la parola all'avvocato Achille Colombo Clerici, che è stato vicepresidente della Fondazione Vittorino Colombo e presidente dell'Istituto Italo-Cinese. Attualmente è presidente dell'Asso Edilizia. La parola ad Achille. Grazie. Questo. Allora. Grazie. Sì, sì. Sì. Sono un democristiano adulto che non ha mai avuto incarichi politici, anche se ho avuto una breve, esperienza elettorale proprio in concomitanza con la famosa crisi della Democrazia Cristiana, mi pare fosse l'82, quando sotto del segretariato di De Mita la DC perse moltissimi punti in quell'elezione. Allora fui indicato dalla sede milanese per un seggio senatoriale, ma le elezioni non furono favorevoli. Ricordo il nostro centro studi, l'Achille Grandi, aveva sede proprio all'ombra di Sant'Ambrogio. Era il centro studi di Forze Nuove a Milano, era l'ala milanese della corrente fondata dall'amico Carlo Donat-Cattin. E era per noi la figura di riferimento, grande statura morale, grande forza d'animo, rigore. L'amico Carlo ebbe vicino parte del cuore della Lombardia e quando arrivò il cardinale Giovanni Saldarini a Torino, il quale pronunciò delle parole profonde nell'omelia funebre, era mi pare l'anno 91, quando mancò Donat-Cattin, riconoscendo la sua alta figura morale come uomo e come politico, rigoroso cattolico lo definì. E Saldarini era stato il vicario generale del cardinale Martini, sì, Carlo Maria Martini. Io allora ero nel consiglio pastorale della diocesi, vicino al cardinale, avevamo modo di... E Carlo Donat-Cattin può ispirarci una riflessione politica proprio in campo ecologico, perché egli fu un ecologista illuminato, userei lo stesso termine usato da Saldarini, rigoroso e illuminato. Fu ante litteram, perché dovette, conciliare, dovette coniugare la difesa dell'ambiente con l'esigenza dello sviluppo economico. Fu ecologista come lo fu d'altronde anche Fiorentino Sullo,
su un altro versante. Come ministro dei lavori pubblici, quando teorizzò politiche del risparmio del suolo in un paese che al risparmio del suolo non prestava molta attenzione, voglio dire, erano momenti, tempi in cui il paese era piuttosto restio ad accogliere istanze di rinnovamento. C'era anche una certa diffidenza, un certo sospetto anche nei confronti, come dire, delle ragioni dell'ecologia, forse generate dal fatto che si poteva anche temere che dietro queste ragioni si annidassero degli interessi. D'altronde gli interessi si annidavano e si annidano ancora oggi, voglio dire, interessi molto più generali che fanno capo alle multinazionali e forse molto, come dire, del Green Deal è ispirato proprio da questi interessi. Ma chiudiamo questa parentesi. Qual è stato, come dire, il suo insegnamento? Beh, l'insegnamento credo che si possa cogliere nel fatto che il suo indirizzo politico, la sua azione politica fu sempre improntata al buon senso, ad un'azione concreta, che fondava, come dire, la sua logica sulla convinzione che la tutela del lavoro, perché insomma Donald Cattè nasce sindacalista, è vicino alle ragioni dei lavoratori e, come dire, prudentemente critico nei confronti del padronato, ma dicevo fondata questa sua azione politica sulla convinzione che la miglior difesa del lavoro si potesse ottenere facendo lavorare e facendo produrre profitto all'impresa, quindi doveva contemperare le due, e difatti i suoi passaggi, come dire, da ministro del lavoro a ministro dell'industria e a ministro della salute, voglio dire, quasi un processo di maturazione di un'azione, di un pensiero e via, tutto. Quindi il buonsenso, la concretezza nell'azione. E perché produrre profitto da parte dell'impresa? Perché la ricchezza che poi si diffonde sul territorio, nella società e via, è condizione imprescindibile per poter realizzare l'assistenza, le opere sociali, la redistribuzione, se è il caso, e il welfare in generale. Senza la ricchezza generata dai processi produttivi e dall'azione, e come dire dall'intervento dell'impresa, non si ha nemmeno il mezzo, non si dispone nemmeno del mezzo per poter realizzare opere di welfare. Mi pare che la sua posizione sia, come dire, antesignana, adesso non voglio dire, insomma, però in linea con il pensiero di Papa Francesco, che è stato manifestato quasi un anno fa, voglio dire, proprio di questi tempi. Io ricordo il messaggio di Papa Francesco alla business community lì a Cernobbio
da Ambrosetti, quando disse chiaramente che, parlando di conversione ecologica, come ha ricordato l'amico Antonino, disse che insomma ecologia, equità e sviluppo compatibile con l'ambiente sono tre componenti di un unico, come dire, disegno, di un unico pensiero. Non c'è ecologia senza equità e non c'è equità senza sviluppo compatibile con l'ambiente. Allora quindi il suo insegnamento sta proprio in questo, nella concretezza e nel fatto di non cedere, di non essere, come dire, incline a cedimenti nei confronti, no, di posizioni espresse da slogan, espresse da, come dire, ragioni ecologiche astratte, avulse da qualsiasi contesto di verifica scientifica, sociale, economica e via. Insomma, non alle suggestioni che io chiamo infantili alla Greta Thunberg, perché portano lontano dalla corretta, secondo me, azione politica. Voglio dire di due ambiti nei quali ci sono ancora dei ritocchi, voglio dire, ci sono ancora degli aggiustamenti da fare, perché abbiamo, ad esempio, abbiamo delle politiche dispersive in campo ecologico che sono generate dalla pressione dell'Europa, che forse risponde a esigenze della green economy. Ma voglio dire, quando si portano avanti programmi dispersivi come dire, che assomigliano molto a finanziamenti fatti col sistema dell'helicopter drop, no? A pioggia, tipo serramenti e rifacimenti di cappotti termici per gli edifici, cambio di serramenti in zone climatiche. Voglio dire, il solare fotovoltaico gestito a livello individuale e domestico non sono forme di dispersione, Lo Stato dovrebbe concentrarsi di più sulla realizzazione di infrastrutture strategiche, voglio dire. Abbiamo sentito il problema evocato dall'amico Antonini, ripeto, ha detto delle cose estremamente precise e puntuali a proposito dello smaltimento rifiuti. Ma caspita, stiamo a disperdere energie per mostrare, come dire, efficienza governativa, per questioni elettoralistiche, vogliamo acquisire consenso, e poi dopodiché lasciamo campi come lo smaltimento dei rifiuti, il teleriscaldamento per le città del nord, la dispersione idrica per gli acquedotti del sud, e chi più ha più ne metta, grandi operazioni, e le linee, come dire, le direttrici ferroviarie non sono mica cosa da poco, perché producono sul piano del disinquinamento e del decongestionamento effetti notevolissimi. E vogliamo dire di qualche cosa anche che ci riguarda, come dire, vicinissimo, ma politiche contraddittorie. Ma prendiamo la storia del catasto. Ma il catasto, intervenendo sul piano dei principi, perché il catasto non è un discorso da geometri, è un discorso da sociologi,
perché ha delle implicazioni sul piano sociologico che sono rilevantissime, perché incide proprio sulla mentalità del popolo italiano. Perché la filosofia del catasto è quella che favorisce e che asseconda i grandi speculatori. Perché spostando l'attenzione ai fini della determinazione delle basi imponibili sul valore, noi prendiamo in considerazione come dire, elementi di tipo volumetrico, urbanistico, e non elementi di tipo funzionale, perché il catasto reddituale si basa sulla funzione che ha la casa. E allora si considerano i vani e non si considerano tutti gli accessori, non si considerano i muri perimetrali, perché è chiaro, ci sono pure i muri perimetrali nel valore di mercato. Quando si compra e vende una casa, a determinare il valore c'è pure la larghezza. Allora cosa facciamo? Con i cappotti termici e con gli incentivi permettiamo la dilatazione dei muri perimetrali, perché si ampliano come minimo di 50 e quindi si aumenta il valore ai fini catastali e ai fini dei futuri redditi, quindi è una cosa contraddittoria. Quando non ci saranno più adesso gli equi, i super bonus e via discorrendo, il popolo italiano se ne guarderà bene dal fare quel risanamento e quel recupero edilizio che l'Europa ci chiede, perché l'Europa ci chiede di fare 100 milioni di metri quadrati all'anno di recupero, di ristrutturazione. E allora come faremo? Chi li farà più? Chi li farà più? Adesso che li hanno quasi regalati, perché col 110% sono quasi regalati, già c'è stata moltissima difficoltà a far decollare il problema. Un domani non ci sarà più nessuno. E allora questo benedetto grande progetto che l'Europa ha in mente, che significa per 10 anni 110 milioni di metri quadrati che vanno profondamente ristrutturati, come dice il documento europeo. Chi li farà? Ecco, questi sono alcuni problemi, voglio dire. Ci siamo fatti portare un po'. Quindi, grande, un bel ricordo dell'amico Carlo Donat-Cattin, perché mi ha ispirato tutti questi pensieri. Grazie. Grazie a tutti.